A sentire i racconti di questa famiglia te par quasi de viverli, con apprensione e maraviglia. E allora te pensi ai libri di scuola, che te ascoltavi noiado pensando che fosse una fola, e disea la verità, e cambia la vita di tanta gente, da un momento all'altro, come fosse niente. Andando dal principio, Basevi, ebrei che stava nel ghetto, già nel 24 i verse bottega, là in un busetto, i fasea i strassarioi, mestieri in voga nel passà tra la pora gente che voleva mantenere la dignità. Poi la storia sapemo come le anda davanti, con i tristi fatti che ancora gli è eclatanti, ma lui con coraggio gli ha deciso di continuare. Già nel 27 una nuova bottega l'era aspettare. La guerra la finisse, arriva gli americani e nell'aria già si sente. Sta tornando i bei anni. Gli ha portato la Coca-Cola, dei vestiti nuovi, blu, di una stoffa resistente che non la si sbrega più. Papà Umberto, un po' per scherzo e un po' per curiosità, un bel giorno una scatola le andà e la comprà. A Verona gli è tutti matti per sta stoffa bella soda e così Umberto Basevi ha lanciato una nuova moda. Prima ancora che tutto il mondo si accorgesse del successo, a Verona si portava i jeans con allegria e con boresso. E adesso che Guido è diventato un bottegone. Anche il sindaco si rifornisse di maglie, giacche, pantalon e così un strassariol. Con un po' di curiosità, lei riuscì a farsi bottega e il sogno la realizzò.